Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo anche oggi in onda in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tante le notizie dal Veneto, tanta cronaca come sempre, tanti fatti che vi raccontiamo qui in diretta grazie al lavoro dei nostri giornalisti, dei nostri tecnici che da questa mattina stanno producendo i servizi per i nostri telegiornali della fascia dell'ora di pranzo. Non solo cronaca, perché in Veneto l'abbiamo visto, chi vive nelle montagne l'ha già visto, è arrivata la prima neve dopo un'estate che sembrava non voler finire davvero. Sono arrivate le prime nevicate, i passi dolomitici sono davvero già imbiancati, si sono visti i primi fiocchi anche sull'altopiano dei 7 comuni, sulle prealpi vicentine. Pare, secondo gli addetti ai lavori, poi vedremo di approfondire anche questo tema, che questa sia davvero la fine dell'estate, con l'arrivo di venti che spazzeranno via le alte temperature e forse, probabilmente, si spera anche la siccità, visto il volume di pioggia che sta scendendo. C'era qualche timore che avvenissero eventi estremi, qualcosa è successo, ma ve lo raccontiamo poi nel corso del nostro telegiornale. Parleremo anche naturalmente della situazione legata all'economia, con tante famiglie in difficoltà, tante imprese in difficoltà, addirittura i sindaci si trovano costretti a fare scelte drastiche a causa del costo dell'energia elettrica, delle bollette che arrivano, lo sappiamo, anche nei comuni. Quindi un'ora qui da stare assieme nel Focus TG piena di notizie, ma partiamo da Noventa di Piave, dove un 18enne stagista è morto in un'azienda. Papà ha detto che il suo mondo è finito. Papà Enzo e mamma Antonella si sorreggono l'un l'altro davanti ai cancelli dell'azienda di Via Volta, ma il peso da accettare è troppo. Non si può concepire una disperazione così forte. Giuliano De Seta non c'è più, travolto da una lastra di metallo di 2 tonnellate. Giuliano che amava la vita, Giuliano che voleva prendere la patente, Giuliano che frequentava il 5º anno all'ITIS Da Vinci di Portogruaro e a 18 anni appena compiuti cercava già il suo futuro lavorativo. 5° giorno di stage alla BC Service di Noventa di Piave, impresa che si occupa di manutenzione e lucidatura stampi e che qualche anno fa aveva sede nel Trevigiano prima di trasferirsi in Veneto orientale. Poco dopo le 17, quel rumore e quelle urla. Giuliano si trova da solo in un'area dell'azienda quando la lastra, per cause tutte da accertare, gli cade addosso durante un'operazione di spostamento della pesante struttura, scivolata da un cavalletto. 2 tonnellate sulle gambe, le grida strazianti, l'allarme, i soccorsi del SUEM, ma il 18enne spira poco dopo. Carabinieri, Spisa, il vigile del fuoco, il via vai del dramma. Poi mamma e papà sconvolti. Affidano a un avvocato, amico di famiglia, le prime parole per ricordare Giuliano. È un ragazzo amabile, amato da tutti, aveva un sacco di amici. La famiglia chiede che venga ricordato per come è sempre stato ricordato da tutti quanti, cioè come un bravo ragazzo, un ragazzo a cui tutti volevano bene. Tante risposte da accertare da parte degli inquirenti, dalle fasi dell'incidente alla presenza del ragazzo in quel momento durante un'operazione che poteva comportare rischi. Per ora resta una sola drammatica certezza che apre a una riflessione urgente. La scuola alternanza lavoro è come l'apprendistato che dovresti guardare il tuo collega che lavora, invece non è così. Quindi questa cosa la dobbiamo sicuramente cambiare tutti quanti insieme, perché oggi è capitato a questo, ma domani io ho una ragazza di 17 anni e una di 13, e voi siete sicuramente genitori anche voi. Non si può più andare avanti così. Qua non lo so che cosa è successo. So solo che un ragazzo di 18 anni non torna a casa. Questo non va bene. Giuliano De Seta come Lorenzo Parelli, l'altro 18enne stagista vittima del lavoro nel gennaio scorso in un'azienda di Lanuzzacco in Friuli. Volti di ragazzi tra le croci di un cimitero sempre più grande. Industria 4.0 a che cosa serve se alla sera non arriviamo a casa? Immagini drammatiche che aprono davvero scenari importanti di cui discutere. Ovviamente le nostre redazioni di Venezia, San Biagio di Calalta si stanno occupando di questa vicenda per approfondire se arriveranno novità. Ve le daremo in diretta qui nel corso del Focus TG. Arriva anche un'altra notizia dal veneziano, perché questa notte, poco prima dell'1, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dei Martiri delle Foibe a Jesolo per soccorrere
soccorrere un automobilista rimasto ferito, era finito contro un albero. I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto il conducente che era rimasto incastrato. L'uomo è stato preso in cura dal personale del SUEM, è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in elicottero in codice rosso in ospedale. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi di rito. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 2 ore con la rimozione dell'auto. Vedete in quali condizioni è questa automobile, si è schiantata lateralmente, è stata praticamente distrutta nell'impatto. Anche qui stiamo aspettando approfondimenti e aggiornamenti da parte dei nostri colleghi, se arriveranno ve li manderemo in diretta. Abbiamo anche una notizia di un incidente dal Vicentino, ma dovrebbe arrivare fra poco il servizio della nostra redazione Berica. Invece da Padova ci arriva un'altra notizia, perché un artigiano di 55 anni, il cui nome è Roberto Pasqualin, è morto ieri sera in via San Francesco a Vigo d'Arzere. Era appena uscito di casa dopo essersi messo al volante della sua auto, ha avuto un malore improvviso. La macchina è lentamente uscita di strada fermandosi in un fossato. Un testimone ha chiamato i soccorsi, ma i sanitari del SUEM non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 55enne. Torniamo a occuparci della tragedia di San Vendemiano. Tante le notizie che riguardano incidenti stradali dal Veneto in questa estate, che è stata davvero drammatica. Sulla strada i segni dell'ennesima tragedia, la 6ª vittima dall'inizio del mese di settembre. Il drammatico incidente è accaduto nella notte in via Ungheresca all'altezza del civico 51 in zona Borgo Saccon. Il giovane, 24 anni di origini marocchine, era uscito di casa per prendere le sigarette. Ad un tratto è stato colpito da un'auto che proveniva dalla stessa direzione. Alla guida della Golf un 32enne bellunese appena uscito dal casello autostradale della 27. L'uomo è stato sottoposto al test alcolemico con esito negativo. Il 24enne è stato sbalzato dalla bici, un volo di 10 metri che non gli ha lasciato scampo. Troppo gravi le ferite riportate. All'arrivo degli operatori del SUEM 118 per il ragazzo non c'era più nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione sembra che la bicicletta non fosse dotata di fanali posteriori, né la vittima indossasse una pettorina Catering frangente, un particolare questo che potrebbe essersi rivelato fatale. Sul posto anche 2 pattuglie della compagnia dei carabinieri di Conegliano, che avranno il compito di ricostruire la dinamica della tragedia. Il 24enne da tempo era in Italia ospite da un'amica ed aveva appena ottenuto il permesso di soggiorno. Il suo sogno era quello di iniziare a lavorare e aiutare la sua famiglia che si trova in Marocco. Una strada, via Ungheresca, trafficata a tutte le ore del giorno con macchine, dicono i residenti, che sfrecciano ad alta velocità. Finita la pandemia, qua corrono come i pazzi, non c'è più nessuno che ha un po' di, come si dice, un po' di tranquillità, di correre più piano. Dopo una strada che ti invita a correre, specialmente anche di notte. I residenti hanno più volte segnalato la pericolosità della strada all'amministrazione comunale, anche se via Ungheresca è provinciale. Ora, dicono i cittadini, chiederemo di trovare una soluzione, altrimenti ci saranno altri incidenti stradali. Ad agosto nella Marca sono state 12 le vittime, un trend che non sembra diminuire nel mese di settembre. La salma è stata portata all'obitorio dell'ospedale di Conegliano a disposizione dell'autorità giudiziaria, che aprirà un fascicolo d'inchiesta per omicidio stradale. È arrivato il servizio preparato dalla nostra redazione di Vicenza riguardante un frontale avvenuto a Carré. Carré, l'auto che lo precedeva ha frenato di colpo. Per evitarla il conducente ha sterzato andando a invadere la corsia opposta di marcia, proprio mentre sopraggiungeva un altro veicolo. Inevitabile lo scontro, l'incidente stradale lungo via Fondovilla, arteria che conduce alla zona industriale di Carré. Sul posto i sanitari del SUEM 118, i 2 autisti hanno riportato lievi ferite, sono stati trasportati con le ambulanze all'ospedale di Sant'Orso per accertamenti. Traffico rallentato sino a che i mezzi sono stati rimossi. Cambiamo argomento, pronti a riaprire la pagina della cronaca se dovessero arrivare altre notizie, perché un fortunale di grande violenza ha colpito il veneziano tra terraferma e centro storico, una violenza che però, ci fanno sapere i nostri colleghi, in pochi minuti si è sopita lasciando a terra, secondo i cittadini, alberi tranciati dal peso della grandine. Potete vedere queste immagini impressionanti, danni alle auto per chicchi grandi
come palline da golf e comignoli danneggiati dal forte vento che è sceso dalla pianura verso il mare. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco, secondo quanto si è appreso il maltempo avrebbe dissipato la sua forza a ridosso del mare, tanto che nelle isole al momento è stata registrata solo una pioggerella stagionale. Visto che parliamo di meteo, vi annunciamo già che subito dopo la pubblicità saremo in collegamento con Nicola Faronato della pagina Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, che si sta occupando con i suoi colleghi di quello che sta avvenendo sui rilievi e anche in pianura ovviamente, ma lo vediamo assieme a lui fra pochissimo, perché facciamo un break, state con noi. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto è arrivata un'ondata di maltempo che ha portato pioggia in quasi tutta la regione, qualche evento estremo come abbiamo visto nel servizio appena prima della pubblicità su Venezia e come vedremo fra poco con violente grandinate anche su Padova, ma si è vista la prima neve sui rilievi già dalle cime dell'altopiano dei 7 comuni, il Portule, il Verena e dintorni si è vista la prima neve, una notizia che non può che far contento il nostro amico Nicolas Faronato di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Nicolas, è cambiato tutto? Beh, direi che abbiamo avuto una svolta totale, brusca, perché il calo della temperatura si percepisce ancora di più in questo modo, ma guarda, ci voleva, io sono felice di più ancora, penso lo si veda. Nicolas, vediamo con le immagini che può condividere Alessandro Costacurta dalla regia una bella nevicata in Marmolada. Questo è tratto dalla vostra pagina Facebook. Vediamo che insomma sì, non è proprio una spolverata, è qualche centimetro di neve che non può che far contenti i nivofili, gli amanti dell'inverno, ma è davvero in arrivo la brutta stagione o dobbiamo aspettarci un colpo di coda secondo te? Ma guarda, allora diciamo che secondo i grafici che noi prendiamo in considerazione, questo perdurare delle temperature intorno a questa soglia dovrebbe durare anche per buona parte della prossima settimana, insomma, ecco, quindi non si vede un ritorno del caldo, passatemi il termine, vero e proprio. Chiaramente lo sappiamo, anche negli ultimi anni lo abbiamo tutti visto e percepito sulla nostra pelle. Qualche bella giornata di sole e temperature massime che di giorno potrebbero arrivare fino a 24-25 gradi sicuramente saranno ancora possibili, insomma, ecco, però chiaramente spero con tutto me stesso che la soglia dei 30 gradi sia finalmente, insomma, archivata e ci rivedremo nell'estate 2023, insomma, ecco. Quindi questo è un attimo quello che si vede anche nei prossimi giorni a livello di temperature. Chiaramente è che, come dicevo, abbiamo uno scarto di circa 12-13 gradi rispetto alla stessa ora di ieri e quindi di conseguenza, insomma, il corpo ne risente. Infatti ti dicevo, sono andato a fare 2 commissioni e insomma la gente era tutta quanta con la felpetta, col giubbottino leggero, quindi chiaramente cosa che io amo personalmente, certo, però certo. Insomma si nota decisamente il calo della temperatura che c'è stato appunto tra ieri sera e questa notte, ecco. Stiamo vedendo adesso la mappa dell'ARPAV con le temperature in questo momento. Vediamo che ad esempio a Malo ci sono 13 gradi e mezzo, a Marostica ce ne sono 11, Bassano, che è sempre un po' più protetta, ce ne sono quasi 14, ma in altopiano vediamo i 6 gradi della piana di Marcesina adesso, quindi vuol dire che stanotte di sicuro si è andati vicini allo zero. Poi d'altronde si è fatto due faive, come si suol dire in Veneto, anche sul Portule, vuol dire che le temperature si stanno davvero abbassando. Invece guardiamo assieme a te, Nicolas, le precipitazioni. Vediamo che qui nella zona del Vicentino si va dai 18 ai 30-33 mm, 39, 44, ecco, quindi precipitazioni comunque nella norma. Sì, beh, dici bene, sì, sono state precipitazioni che non hanno assolutamente creato nessun tipo di disagio, insomma, anzi credo che
la natura le abbia accolte benché più volentieri. Ti segnalo che ieri, soprattutto già nel pomeriggio, appunto come accennavate voi prima, tra il Padovano e il Veneziano c'era stato un altro bel temporale che anche in quel caso aveva circa sganciato una 35 mm di pioggia, quindi insomma le precipitazioni, diciamo quelle più abbondanti tra ieri e oggi, si sono appunto registrate sulla fascia della media pianura, ecco, quindi tra il Basso Vicentino, il Padovano e poi più a est verso il Veneziano, ecco. Quindi queste le zone con più precipitazioni, credo in totale anche intorno a una 50-60 di millimetri, però appunto sono precipitazioni che sono scese in un lasso di tempo abbastanza spalmato, quindi insomma non si sono creati disagi più di tanto. Quello che più ha disturbato è stata la grandine ieri nel Padovano, che è scesa da quella supercella che poi tra l'altro è stata immortalata nel Veneziano con una struttura supercellulare veramente molto, molto carina da vedere, ecco. Nicolas, ti chiedo se hai voglia di vedere con noi il servizio, appunto, visto che parlavi dei danni della grandine del Padovano. La nostra redazione di Padova ha già fatto un servizio, ti chiedo di stare qui con noi a vederlo, che poi lo commentiamo. Vediamolo. Dieci minuti che parevano non finire più. Verso le 16 di venerdì, chicchi di grandine grossi come noci sono venuti giù con forte intensità, procurando seri danni ai vivai di Saonara e alle coltivazioni di una parte di Padova, Ponte San Nicolò, Legnaro e Sant'Angelo di Piove di Sacco. Oltre alle piante e fiori da vivaio colpiti, anche gli ortaggi che erano ancora in campo, come cavoli e verze. Si registrano danni a serre e annessi rustici. Ancora presto per una valutazione, dicono alla Coldiretti. Servirà qualche giorno per valutare le conseguenze della veloce perturbazione che ha interessato una parte della provincia e, come vedete e sentite, anche la città e la cintura urbana a sud-est. Nessun danno in città, ma in alcuni quartieri come Sacra Famiglia, Città Giardino, Madonna Pellegrina e Volta Barozzo e Albignasego, fuori dal confine comunale, la grandine ha schiacciato al suolo rami e foglie di alberi e ha sorpreso i padovani che forse ormai non se l'aspettavano più. Ecco Nicolas, dobbiamo aspettarci secondo te ancora qualche episodio estremo o ormai le cose stanno andando verso un autunno magari piovoso ma decisamente più tranquillo? Sì, no, diciamo che per questa perturbazione, insomma, quello che doveva succedere è successo, quindi insomma non aspettiamoci grandinate, insomma, nel breve termine, ecco, per così dire. Quella di ieri è stata purtroppo una grandinata che localmente era anche un po' da aspettarselo, perché comunque capite bene che siamo passati dai 29, 30, anche 31 gradi delle medie bassopianure ad oggi 12, quindi insomma è arrivata aria ben fredda e questo scambio di differenti masse d'aria ha creato localmente purtroppo questo tipo di fenomeno. Però insomma speriamo che per quest'anno almeno questi eventi con grandine di piccole e medie dimensioni, come abbiamo visto nel vostro servizio, sia finita qua e ce lo lasciamo appunto alle spalle. Direi che per quest'anno abbiamo decisamente dato anche con la grandine. Nicolas, cambiamo argomento, ti tengo ancora un paio di minuti perché il tema del freddo che sta arrivando fa preoccupare più di qualcuno per le bollette che potrebbero arrivare e che sono già arrivate. Adesso svesti i panni dell'appassionato di meteorologia e vesti quelli del barista. Come sta andando con le bollette? Sappiamo che stanno arrivando delle stangate davvero impressionanti per le attività come la tua. Sì, diciamo che rispetto a un anno fa le bollette sono nel mio caso raddoppiate, ma purtroppo sento colleghi dove la situazione è ancora più peggiore, insomma c'è chi addirittura gli è arrivata una bolletta 3-4 volte superiore rispetto a quello che era abituato a pagare. Io fortunatamente tramite un amico che lavora nel settore sono riuscito a bloccare il prezzo, quindi insomma sì, chiaramente pago di più anch'io, però ripeto, rispetto ad altri colleghi del circondario mi ritengo tutto sommato anche fortunato, insomma, ecco. Il problema è che come spesso succede e si dice,
quelli che più ne risentono sono le piccole attività, insomma, non solo nell'ambito della ristorazione, ma penso anche al piccolo, non so, artigiano, il piccolo falegname, la piccola azienda, quindi è una cosa che colpisce un po' tutti. Come dicevi te, quello che preoccupa è, guardando i prossimi mesi, il discorso che finora la caldaia andava al minimo più che altro per riscaldare l'acqua, che ne so, per fare il mocio o per fare una pasta veloce. E adesso con l'avanzata della stagione fredda ci sarà il metano che va. Quindi speriamo bene, insomma, speriamo sia più che altro una stagione fredda, un inverno dove non ci siano restrizioni dal punto di vista Covid. Credo che insomma ormai dovremo anche lasciarci un po' alle spalle questa situazione, perché va avanti insomma fin da troppo tempo, secondo me, perché vedo situazioni, cioè abbiamo visto tutti quanti anche ad esempio concerti estivi dove si ammassavano centinaia di migliaia di persone, decine di migliaia di persone, quindi insomma sarebbe un po' ridicolo che tornassero i distanziamenti in un bar di 100 metri quadri, insomma, secondo me, ecco. Quindi sì, spero nel buon senso dei nostri paroni dall'alto, e sì, speriamo che la situazione economica si sblocchi, rimanga come ad esempio quest'estate, dove insomma tutto sommato si è anche lavorato abbastanza bene, nonostante comunque i rincari, che poi purtroppo rincari che abbiamo poi dovuto anche noi applicare come azienda ai nostri clienti. Si cerca di fare il possibile, però chiaramente l'esempio più classico è quello del cappuccino, dove il latte è passato da 1,20 €, 1,30 € che pagavamo a circa 1,90 € attuale. Quindi purtroppo anche noi, se vogliamo lavorare, credo che tutti quanti alla fine lavoriamo per uno scopo, che è quello di vivere, che è quello di guadagnare, e non quello di fare volontariato, altrimenti insomma si farebbe dell'altro, e di conseguenza speriamo appunto che i prossimi mesi non siano bui e cupi come quelli dei 2 inverni passati, insomma, ecco, questo è quello che posso dire. Nicola, noi ti ringraziamo per questo doppio intervento, questa doppia veste. Adesso noi andiamo avanti col telegiornale vedendo un servizio drammatico che ci arriva da Senigallia, però prima ringraziamo e salutiamo Nicola, se gli diamo appuntamento magari la settimana prossima o quella dopo per vedere se riusciamo a fare il punto su queste situazioni. Grazie intanto. Assolutamente, grazie a voi. Ciao. Torniamo in studio, vediamo questa drammatica, la sentiamo più che altro, ma vediamo delle immagini terribili, testimonianza di una vicentina che vive e lavora a Senigallia. La situazione è abbastanza catastrofica. Comincia così il racconto di Elena Campagnolo, originaria di Rosà, che da 4 anni vive a Senigallia, dove è assessore comunale all'ambiente. I quasi 700 mm di pioggia caduti in poche ore, pari alle precipitazioni di 6-8 mesi, hanno gonfiato il letto del fiume Misa, poi tracimato. L'asine ha rotto prima, però è arrivato molto molto impetuoso. Il nostro è un fiume a carattere torrentizio, per cui è complicato da spiegare per questo, perché uno non si aspetta una piena fino al minuto prima, e il minuto dopo effettivamente il fiume può tracimare. Era imprevedibile l'evento meteorologico che ha sconvolto la cittadina marchigiana, già colpita da un'altra alluvione nel 2014. La conta delle vittime è ancora in corso, così anche quella dei danni materiali. Siamo in attesa più che altro degli aiuti, perché abbiamo diverse criticità in questo momento, più di 100 sfollati, e quindi è gente che ha perso qualunque cosa. Nelle ultime ore solo una tregua con qualche squarcio di sole ha permesso di iniziare a ripulire la città, ma in arrivo un'altra allerta meteo che potrebbe aggiungere danno a danno. Tra le altre cose eravamo ancora in stagione, quindi noi qui alcuni hanno perso anche completamente gli stabilimenti balneari, perché poi l'ondata di piena sostanzialmente si è riversata in mare, e da lì ha avuto quasi un'onda anomala, ed è andata a distruggere tutti diversi stabilimenti balneari della zona più centrale di Senigallia. Quindi l'ultima ondata di maltempo di questa estate ha creato in Veneto qualche problema, e in altre parti d'Italia davvero situazioni tragiche, drammatiche. Ne parleremo ancora nel corso della nostra informazione, ma adesso facciamo una breve pausa pubblicitaria. State con noi perché torniamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo visto nella corposa pagina dedicata al maltempo che cosa sta accadendo dal punto di vista meteorologico. Sta continuando a piovere, ma in modo comunque sopportabile, diciamo, in gran parte del Veneto. Le temperature si sono abbassate, rimarranno, pare, piuttosto basse anche per l'immediato futuro. Vedremo poi che cosa succederà. Nel frattempo la neve sta cadendo sui rilievi, i passi dolomitici sono già imbiancati e anche le prealpi. Torniamo alla cronaca, andiamo a Pieve del Grappa, dove la polizia locale ha scoperto una piantagione di cannabis. Coltivava 23 piante di canapa indiana nella veranda di un ex convento in località Fietta, Pieve del Grappa, dopo essersi assicurato che nessuno sarebbe riuscito a entrare. Non ha fatto però i conti con gli agenti della polizia locale che hanno incastrato e denunciato il 19enne incensurato residente in un comune limitrofo per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Ma non è finita qui, la notizia della piantagione illegale pare si fosse diffusa tra i giovani, tanto che gli agenti della locale hanno bloccato 4 ragazzi, di cui 2 minorenni, che tentavano con una mazza e un piede di porco di forzare una porta per raggiungere la droga. Denunciati per uso e possesso di strumenti atti ad offendere e violazione di proprietà privata. Fondamentale la segnalazione da parte dei residenti. I residenti ci hanno permesso e ci hanno aiutato di capire quali fossero i movimenti di queste persone che si recavano quasi quotidianamente nella struttura abbandonata, e quindi ci hanno permesso di coglierli con le mani nel sacco. Il valore della canapa che veniva coltivata? Allora, il valore adesso non è quantificabile perché non è ancora stata, tra virgolette, raccolta. Sicuramente il valore non è basso, è alto, perché le piante erano comunque conservate bene, erano state coltivate bene, quindi sul mercato avrebbero prodotto un discreto guadagno. Fa specie il fatto che tra i protagonisti di questa vicenda ci siano anche i giovanissimi, minorenni. Questo è un fatto preoccupante, tant'è vero che come amministrazioni stiamo puntando sempre più a potenziare politiche giovanili che vadano a favorire nuovi stili di vita, buoni stili di vita. La droga, l'abbiamo visto più volte anche in questo 2022, è un grosso problema in alcune città del Veneto. A Vicenza le forze dell'ordine, dalla questura fino alla polizia locale, stanno portando avanti una battaglia senza tregua, una guerra senza quartiere contro gli spacciatori, contro lo spaccio che in alcune zone della città sembra quasi essere diventato endemico, passateci il termine. Una di queste zone è Campomarzo, dove quasi quotidianamente vengono sorpresi pusher a cedere dosi, persone che vengono da fuori Vicenza, naturalmente in treno anche, per poter acquistare la sostanza stupefacente. In questo caso la polizia locale è riuscita a intervenire. Delta 1 e Delta 2 da Nucleo 1, abbiamo del movimento nell'area verde, preparatevi. Occhi puntati su Campomarzo, l'outlet veneto della droga. Anche questa storia inizia come tante altre. È un lavoro quotidiano, in prima linea per la polizia locale di Vicenza. Le telecamere sono collegate coi monitor della sala operativa nel distaccamento di Campomarzo, il fortino da cui il NOS, Nucleo Operativo Speciale, controlla il parco di fronte alla stazione di Vicenza. E da qui parte anche l'ultima operazione. Dalle telecamere abbiamo praticamente visto una persona arrivare all'interno dell'area verde lungo la recinzione del parco giochi bambini, dove a quell'ora tra l'altro ci sono famiglie e bambini che frequentano il parco, perché erano le 4-5, un orario in cui i bambini soprattutto dell'asilo vengono fuori e vanno a frequentare il parco con le mamme. Ed è vicino ai bambini dell'asilo, con le mamme, al parco, che avviene lo scambio di droga tra il tossicodipendente, un 44enne italiano, e il pusher, un nigeriano di 23 anni. Gli agenti borghese entrano in azione, bloccano l'acquirente che subito consegna una dose di eroina, mentre lo spacciatore si allontana in bicicletta.
Il pusher, quando si è accorto dell'arrivo delle pattuglie in borghese, ha tentato la fuga e ha cercato di disfarsi di un involucro che conteneva 30 dosi di sostanza stupefacente. Esattamente erano 25 di eroina, che erano uguali a quelle che era stata ceduta prima all'acquirente, e 5 di cocaina. La droga è stata recuperata e il pusher, identificato e con precedenti, viene arrestato. Il processo per direttissima porta alla convalida dell'arresto e del sequestro della droga e dei soldi. Le monete è proprio il segno che il pusher ha a che fare con i tossici, perché i tossici, non avendo un lavoro, non avendo attività, non avendo un reddito, l'unico modo che hanno per guadagnarsi da vivere è andare a chiedere elemosina in giro, quindi quelle monete sono provento di elemosina che poi spendono proprio con i pusher per acquistare le dosi di stupefacente. Cala il sole sul distaccamento di polizia locale a Campomarzo. Un giorno finisce, uno nuovo inizia, con il NOS sempre in prima linea nella lotta al degrado. E la battaglia quotidiana nell'outlet veneto della droga, una battaglia silenziosa per la sicurezza. Restiamo in zona berica, ci spostiamo da Vicenza a Marostica, le campagne di Marostica per l'esattezza, dove un cagnolino che era al guinzaglio con la sua proprietaria è stato sbranato, ucciso da 2 pitbull usciti da una casa. È metà mattina dello scorso venerdì. Una ragazza sta facendo una passeggiata lungo via Caboina col suo bastardino al guinzaglio. A un certo punto sbucano 2 cani pitbull liberi. La ragazza prova a cambiare strada, anche perché il suo animale era impaurito. Il più grande dei 2 pitbull però lo azzanna al collo, tagliando il guinzaglio e trascinandolo in un campo vicino. A quel punto io mi sono messa a urlare e si sono fermate delle persone che stavano passando di lì in macchina, perché a piedi in quel momento non c'era nessuno. E niente, non potevamo fare nulla, abbiamo provato a fermare il cane, ma comunque era pericoloso anche per noi, quindi non abbiamo fatto niente, abbiamo aspettato. Dopo più o meno 20 minuti il cane grande è andato via, lasciando il mio cane morente a terra. Sul posto, allertata dalla stessa ragazza, la pattuglia di Marostica della polizia locale del nord-est vicentino e i medici del servizio veterinario hanno verificato l'accaduto. Il proprietario dei 2 pitbull, identificato tramite il chip degli animali, li ha rimessi in sicurezza e rischia una multa per malgoverno di animali. Le indagini dovranno verificare perché i cani fossero liberi sulla strada. Appena il cane grosso è andato via, dopo l'attacco, io sono subito andata dal mio cane, però comunque avevo paura che l'altro cane tornasse, perché io non sapevo dove era, era scomparso, poteva tornare. Sì, avevo paura. Ci stiamo occupando di questa vicenda, stiamo cercando di approfondire, di capire esattamente cos'è successo. Sappiamo che la polizia locale di Marostica assieme alle autorità sanitarie stanno proseguendo nelle indagini per fare chiarezza su come possano essere scappati questi 2 cani. Pare, secondo le prime ipotesi, che siano usciti da un buco nella rete che nessuno aveva notato. Questa naturalmente non è una scusante, visto quello che è successo e magari visto anche quello che poteva succedere. Adesso rimaniamo sempre in zona, perché sono arrivate delle immagini davvero incredibili di un uomo che con il monopattino stava viaggiando sulla strada pedemontana veneta, dove è naturalmente vietato transitare con questi mezzi. È stato fermato dalla polizia stradale. Mancavano pochi minuti alle 9 quando una pattuglia della polizia stradale di Vicenza è intervenuta al casello di Bassano Ovest della superstrada pedemontana veneta. Nella corsia di immissione verso il casello si era infatti introdotta una persona alla guida di un monopattino elettrico, veicolo che non può circolare su un'arteria stradale come quella. Le immagini di un nostro telespettatore di passaggio in quel momento documentano l'intervento degli agenti supportati da uno dei mezzi adibiti alla sicurezza lungo il percorso. Pare che questa persona avesse viaggiato per qualche chilometro sulla pedemontana, questo al momento lo stiamo verificando, e non è comunque la prima volta che qualcuno col monopattino si infila dentro qualche casello. Per fortuna nessuno si è fatto male. Adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca, dell'attualità, di quello che sta accadendo nella nostra regione. Adesso torniamo a Padova, dove non si fermano i problemi relativi ai conducenti di bus. C'è stata un'altra aggressione. Sarebbe ora di far salire le forze dell'ordine su tram e bus, soprattutto nelle tratte più rischiose. Lo chiedono i sindacati del settore trasporto pubblico dopo l'ennesima aggressione subita da un autista della linea 10 di Bus Italia domenica scorsa di sera in stazione. L'autobus era diretto a Ponte di Brenta. Un giovane appena salito si è seduto in fondo all'auto snodato e ha bloccato la porta di salita con un piede. L'autista, non potendo viaggiare con la porta del bus aperta, si è avvicinato ordinando al giovane di togliere il piede. In risposta, il ragazzo ha mostrato un taglierino e si è lanciato con calci e pugni sull'autista, che è stato soccorso da un altro giovane passeggero. È intervenuta la polizia, ma il giovane aggressore era già fuggito. Al pronto soccorso il conducente ha ricevuto 8 giorni di prognosi per escoriazioni al volto e in altre parti del corpo. Il grave episodio è avvenuto a pochi giorni dallo sciopero del trasporto pubblico di venerdì, indetto proprio perché si intervenga a protezione degli autisti. Alcuni di loro sostengono che bisognerebbe fare un contratto con una polizia privata, anche con vigilanti senza pistola. Direte è un problema esclusivamente padovano, invece no, perché una notizia molto simile ci arriva anche dalla Marca trevigiana. La più grave come dinamica è stata l'aggressione a coltellate di un autista a Nervesa della Battaglia, mentre il mese peggiore è stato giugno, quando 2 agenti accertatori dopo un parapiglia a Montebelluna sono dovuti ricorrere alle cure mediche, uno per una distorsione al ginocchio, l'altro per un trauma cranico, mentre un conducente ha subito un trauma facciale a Jesolo, graffi, spintoni, ferite, quasi un bollettino di guerra, quello diffuso dalla FIT, la sezione dei trasporti della CISL, nel giorno dello sciopero che ha interessato anche i mezzi pubblici della mobilità trevigiana. In MOM, questo è il conto del sindacato, si registrano mediamente 2 assalti al mese a danno degli operatori e da inizio anno sono 100 i giorni di infortunio refertati nei pronto soccorso della Marca. Un calo, sottolinea però Stefano Bergamin, segretario della FIT CISL, si è registrato tra luglio e agosto con l'entrata in vigore del piano straordinario di controlli varato da MOM, prefettura e forze dell'ordine. Non solo, sono sempre di più, circa una 70 i mezzi dotati di panic button, dispositivo che dà la possibilità all'autista di allertare la sala controllo MOM, che provvede se necessario a far intervenire le forze dell'ordine. Una battaglia per la sicurezza, la definisce la CISL, mentre per la CGIL è anche una questione di mansioni. Consideriamo il fatto che gli autisti sono lasciati anche, diciamo, un po' a se stessi anche rispetto alle mansioni che hanno, perché sono diciamo nel momento anche del Covid erano incaricati di verifica dell'utilizzo corretto delle mascherine, cioè una mansione ulteriore che ovviamente porta a uno stress ulteriore e a un possibile, come dire, contrasto con gli utenti, che forse non doveva essere di loro competenza. Quanto al fenomeno delle baby gang, autisti e controllori lo verificano quotidianamente. Esiste e lo notiamo. Anche da quel punto di vista, oltre alle buone parole di solidarietà, bisognerebbe, a mio avviso, mettere in campo una campagna di elevazione, diciamola così, culturale, o comunque di spiegare sin dalle scuole agli studenti, fin da piccoli, che ruolo ha l'autista, cos'è il trasporto pubblico locale, e ridare quel valore che negli anni passati aveva, e negli anni passati questo tipo di problematiche erano molto più rare. Il degrado si esprime in varie forme, c'è qualcuno che ha deciso di creare dei murales per coprire i vandalismi. Unicorni, arcobaleni e personaggi che arrivano direttamente dal mondo dei cartoni animati. Portare il bello e la fantasia per cancellare gli imbrattamenti. L'obiettivo dell'amministrazione di Cornedo Vicentino, che ha lanciato un concorso di idee in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Cornedo per permettere ai ragazzi di esprimere la propria visione e versione di decoro cittadino. Ed ecco qui il muro vicino all'asilo nido comunale, imbrattato negli anni, che si anima ora di colori e vivacità in sintonia con spazi che tornano ad essere a visione di bimbi, come precedentemente era stato fatto con la staccionata dell'asilo, prima imbrattata poi rimessa a nuovo. Cornedo agli atti vandalici risponde con fermezza ma anche con fantasia.
Ricorderete benissimo l'imbrattamento della nuova staccionata dell'asilo nido, che grazie al senso di responsabilità dei genitori e dei ragazzi che hanno chiesto scusa, previo il pagamento e la riparazione completa dei danni, è stata sostituita. Abbiamo colto l'occasione anche per risistemare il muro imbrattato da bruttissimi graffiti fatti da adolescenti, da ragazzi negli anni passati. Siamo intervenuti prima con una profonda pulizia del muro grazie all'intervento del consigliere comunale delegato al decoro Pierino Zamperetti e ad un cittadino, Giannino Perin, e poi in sordina durante l'estate abbiamo lanciato un concorso di idee in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Cornedo Vicentino, a cui hanno partecipato i ragazzi. Un contributo alla bellezza che diventa un esempio in cui ragazzi e cittadini sono coinvolti per ciò che è un bene comune. E spero veramente che questo sia un esempio per altri luoghi della città, per recuperare dal degrado degli anni passati e rendere il nostro paese veramente più bello. Siamo più o meno sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda quello che succede a Padova, dove il degrado a volte si esprime anche in problemi di ordine pubblico nelle piazze, nella zona della Movida, tanto che partono dei corsi per i baristi per gestire i clienti. I baristi e gestori di locali di Padova pronti ad andare a lezione per gestire situazioni ad alta tensione di potenziale rischio. Filippo Segato, segretario di APE Padova, ha annunciato che sta per iniziare un corso per gestire la sicurezza nei locali in collaborazione con la Polizia di Stato. Dopo l'ultima rissa avvenuta in Piazza Duomo si riaccendono i riflettori sul tema della sicurezza nelle piazze del centro storico di Padova. Abbiamo incontrato la prefettura e la questura di Padova già nei mesi scorsi per sensibilizzarli sulla problematica e concordare con loro un percorso formativo, un corso di formazione che lanceremo nei prossimi mesi e che stiamo programmando, col quale daremo le informazioni specifiche agli esercenti su come comportarsi e come gestire determinate problematiche. Quindi un cliente che arriva magari già alterato da alcol o peggio da droghe nel locale, oppure compagnie appunto di persone poco raccomandabili che si recano nei locali, oppure la gestione di clientela problematica. I baristi nelle scorse settimane avevano incontrato il prefetto perché spesso si trovano a fronteggiare clienti molesti, persone alterate dall'alcol e violente, e dopo quanto accaduto in Piazza Duomo il tema è più che mai attuale. Ecco cosa impareranno. La finalità del corso è quella di intanto fornire agli esercenti gli strumenti comportamentali, cioè spiegare loro come devono fare per gestire il problema, ovviamente in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Un altro scopo del corso di formazione che andremo a proporre è quello di prevenire, vale a dire riuscire a intercettare fin da subito possibili problematiche, quindi ad esempio valutare l'inizio della frequentazione del proprio locale di personaggi magari poco raccomandabili, saperli riconoscere e poterli poi segnalare alle forze dell'ordine. I locali sono a loro volta presidio di sicurezza, spiega Segato. Se chiudono le attività la città si svuota e viene abbandonata. Ridare legalità alle zone grazie anche alla collaborazione dei pubblici esercizi è fondamentale per rendere il nostro territorio più vivibile. Voltiamo pagina, parliamo dei problemi enormi, ma questi sono sotto gli occhi di tutti, creati dall'aumento dei costi dell'energia e del gas. I sindaci vicentini lanciano un appello. Caro bollette che diventa emergenza sociale, è questo il timore dei sindaci del Vicentino, allarmati dai segnali preoccupanti che arrivano dai territori, dalle famiglie e dalle aziende, e si guarda all'inverno. Fortemente preoccupati. Abbiamo già dei segnali forti di persone più in difficoltà che ci vengono a chiedere, vengono personalmente, il sindaco, io non ce la faccio, qualche azienda locale, artigianale, commerciale, che ha detto che se la prossima bolletta sarà come quella del mese di luglio e di agosto dovrà chiudere perché non riesce a starci dentro con le spese. Noi siamo preoccupati
per la tenuta sociale, perché io non voglio pensare che vengano delle persone a bussare al comune perché sono in difficoltà a pagare le bollette e quindi mettere insieme il pranzo con la cena. Cioè, ci sono aziende che probabilmente hanno deciso di non ripartire, di non produrre più perché non è conveniente, quindi questo è il dramma che stiamo vivendo adesso. Mi stanno preoccupando molto le aziende e il commercio, dove ho visto bollette triplicate e lì comincia a essere un grosso problema per l'economia. L'incertezza non mette i sindaci nelle condizioni di poter programmare, raccolgono le risorse che hanno a bilancio per far fronte alle maggiori spese energetiche e investono su interventi di efficientamento energetico, dai LED al fotovoltaico. A breve partirà per esempio un impianto fotovoltaico sul tetto delle scuole medie, ma tanti altri interventi sono stati fatti che, ripeto, riducono la maggiorazione del costo, ma l'impatto dovuto all'aumento energetico è molto rilevante e pesante. Ci siamo adeguati all'IPA Berica che facciamo parte per lo spegnimento, diciamo, a fasce orarie notturne. Il gas è più un problema perché abbiamo le scuole, per noi la bolletta è quadruplicata. I primi 3 mesi, gennaio, febbraio, marzo, siamo passati da avere un aumento del 300% e abbiamo stanziato a bilancio, abbiamo messo da parte 50.000 euro e dobbiamo capire eventualmente se possono bastare. Sentiamo cosa ne pensano anche i sindaci della Marca Trevigiana. Abbiamo delle spese che sono ormai difficili da sostenere per ogni ente locale, per quanto virtuoso, per quanto faccia tutte le economie possibili e immaginari. La situazione è veramente difficile e drammatica. Il grido di dolore dei sindaci veneti è risuonato a Treviso nell'assemblea convocata da ANCI per confrontarsi e mettere insieme le proposte che arrivano dai territori. Bollette stratosferiche, cantieri a rischio per gli aumenti delle materie prime, carenza di personale. Uno dopo l'altro i sindaci hanno elencato, raccontato i problemi con i quali ogni giorno devono fare i conti e lo scenario che ne esce è a tinte fosche. Avevo già stanziato dei soldi e appaltati per asfaltature di strade. La stessa azienda mi ha detto che non la poteva realizzare con quel preziario. Io ho annullato l'asfaltatura. Noi abbiamo tutto il polo scolastico e sta ritardando, ma anche il finanziamento della seconda parte con rincaro dei materiali sta diventando veramente difficile da affrontare. Giacinto Bonanna, vice sindaco di Villorba, parla di una Caporetto forte dei conti fatti dalla sua amministrazione. Per arrivare a fine bilancio 2022 il Comune dovrà far fronte ad 1 milione di euro di costi aggiuntivi, perché sulle casse dei municipi oggi a pesare sono i costi di luce e con l'arrivo dell'inverno anche del gas. Quelle stesse difficoltà che emergono tra le realtà economiche dei territori. È il caso di una lavanderia di Farra di Soligo che a luglio ha visto una bolletta per l'energia di 109.000 euro contro i 17.000 dello stesso mese del 2021. Mi ha fatto vedere quella di agosto nei giorni scorsi che dovrà pagare i primi di novembre, è passata da 109 di luglio a 170, quindi è un continuo aumento e la situazione è veramente drammatica. Oggi io rilevo che a Treviso non c'è più un cinema, sono tutti chiusi e dite vabbè, a me il cinema, però noi non dobbiamo fare l'errore di considerare dei servizi secondari, perché comunque dietro il cinema c'è tutta una catena di lavoro. E poi ci sono le famiglie, sempre più quelle che bussano agli uffici dei servizi sociali per chiedere aiuto. Proprio ieri al mercato già 2 persone, pensioni minime, case grandi, sole e naturalmente a fine mese non ci si arriva. Come se questo non bastasse, i sindaci devono far fronte ad un'ormai cronica carenza di personale. Io in questo momento sono senza vigili da 2 mesi e non riesco neanche a trovare solidarietà dagli altri comuni perché sono loro stessi in difficoltà e quindi sto senza vigile finché non riesco a fare il concorso perché non ci sono neanche graduatorie disponibili in questo momento. E così, in assenza di agenti della locale, il sindaco di Cappella Maggiore insieme ad altri assessori si è occupata di affiggere gli avvisi pubblici. Per non parlare dell'emergenza legata ai segretari comunali. Situazione drammatica nel Veronese, racconta il vice sindaco di Nogara, Poltronieri. E soprattutto di comuni sotto i 15.000 abitanti ci sono segretari che, come descriveva prima il presidente Conte, svolgono servizi in 6-7 comuni. Con questa situazione, secondo alcuni progetti, si potrebbe arrivare a una chiusura delle attività, un orario diverso, diversificato per le attività per cercare di risparmiare. Qualcuno si porta già avanti, vediamo.
Per garantire la qualità dei prodotti siamo costretti a chiudere il pomeriggio. Questo in sintesi il messaggio che Laura ha appeso alle vetrine e al bancone del suo bar panetteria a Saccolongo in provincia di Padova. Lei è intenta a studiare le bollette, i consumi non sono aumentati mentre i costi sì. Stiamo cercando di risparmiare il possibile, in realtà non è una scelta facile perché non è bello chiudere pomeriggio, anche rinunce degli incassi, da quando in qua un imprenditore dice rinuncio magari a degli incassi per cercare di risparmiare su delle spese, è assurdo, però non abbiamo altro modo perché da un lato sì, possiamo aumentare i prezzi, ma non lo trovo tanto giusto perché effettivamente questa cosa ha colpito tutti, da noi imprese a anche il povero dipendente, all'operaio, chiunque, quindi a casa ci troviamo anche io stessa con delle bollette molto più alte, vado al supermercato, non spendo più 50 euro, ne spendo 70 per la stessa spesa che facevo prima. Nessuno ti aiuta sulle bollette o l'Enel non ti aiuta perché cosa vuoi che faccia o non lo so e quindi cosa faccio? Provo a risparmiare così, è l'unico modo che mi viene in mente. La crisi energetica è generalizzata, è un peso troppo grosso, limita l'attività imprenditoriale. Come faccio adesso ad investire? A me piacerebbe un sacco perché avrei bisogno per il quantitativo di cose che voglio fare, che so che andrebbero via nel mio negozio e che venderei. Vorrei assumere, avrei bisogno anche di assumere una persona davanti e una persona dietro in laboratorio. Sarei molto contenta di farlo, ma come faccio? E mi dispiace, adesso piuttosto rinuncio, faccio una cosa in meno e è per quello che ho scritto anche sul cartello che ho appeso fuori dalla mia vetrina e ho scritto appunto che non riusciamo a fare tutto, però è un peccato perché daresti anche lavoro a qualcuno e insomma non si può perché l'Italia dovrebbe essere appunto una democrazia fondata sul lavoro e ci state togliendo la possibilità di lavorare e di dare lavoro agli altri. Lei e il suo staff hanno già iniziato a cambiare le proprie abitudini, così come molti clienti che magari scelgono di acquistare meno. Vedo che certe persone che venivano a fare colazione nel mio locale ogni giorno ovviamente non vengono più ogni giorno perché adesso spendere 2,80 euro per cappuccino brioche magari uno rinuncia e effettivamente noi siamo una delle cose a cui puoi rinunciare. Quindi sì, vedi qualcuno in meno, anche qualche piccolo pensionato lo vediamo in meno, che venivano sempre ogni giorno sti vecchietti a prendersi il pane, adesso li vedi qualche volta in meno, magari prendono anche un panino in meno rispetto a prima, ma li capisco benissimo. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, ringraziamo Alessandro Costacurta per la regia, ringraziamo voi per essere stati con noi fin qui, vi diamo appuntamento a TG Bassano e TG Vicenza per tutto quello che non è ancora stato detto, non è ancora successo, lo vedremo questa sera nei nostri telegiornali, vi auguriamo naturalmente un buon pomeriggio.